Il Veneto rischia di aggiungere un altro primato negativo. Oltre a essere la regione che ha consumato più suolo, oltre 3.000 campi da calcio sono stati consumati negli ultimi 2 anni, è la regione d'Italia che ha consumato più suolo. Oltre a essere la regione d'Italia con maggior presenza di centri commerciali, 576 metri quadri ogni 1.000 abitanti, rischia di essere la prima regione d'Europa che anziché aumentare la superficie dei parchi la riduce e la riduce pesantemente con il rischio di un taglio del 20% per il parco della Lessinia, un parco istituito 30 anni fa. Ecco, io credo che sia una scelta sbagliata. Zaia rischia di vincere quest'anno il premio Attila, quello che la Lega Ambiente consegna a chi fa l'azione meno ambientalista all'interno del nostro Paese. Cosa ci si aspetta dal taglio del parco? Se in tutti gli altri territori del Veneto, penso ai miei iberici, penso all'Alto Vicentino, la presenza del cinghiale, che è quella che ha scatenato la protesta dei sindaci del territorio, è addirittura peggiore rispetto a quella del Parco della Lessinia. Ci è stato chiesto di andare a rivedere delle regole, ci è stato chiesto di stanziare più fondi, di un piano di gestione della fauna selvatica nell'area dei Lessini. Beh, ecco, tagliando il parco sicuramente le risposte non le si daranno. Questo perché l'esperienza fuori dai confini del Veronese, nei territori non area protetta, la situazione è identica. È una risposta semplicistica rispetto a dei problemi assolutamente complessi e la politica non può assolutamente cedere a questo metodo di lavoro assolutamente indegno. Il parco proprio in questi giorni compie 30 anni. Noi avevamo pensato a una grande festa per celebrare una delle zone migliori della nostra regione del Veneto, invece abbiamo una spada di Damocle perché c'è una proposta scellerata dal nostro punto di vista che tenta di ridurre del 17% le aree del parco, le zone più prestigiose, i tre vai e alcune zone del centro degli Alti Pascoli dove si vorrebbe con questo tentativo costruire nuovi insediamenti, asfaltare le strade bianche. Noi ci opponiamo e chiediamo a tutti i consiglieri regionali in carica di difendere quello che è un patrimonio dell'intera regione. È incredibile, è il primo caso nella storia del protezionismo italiano che degli amministratori, anziché chiedere l'estensione e la valorizzazione e il perfezionamento della gestione di un parco, ne chiedono l'abolizione. È uno scandalo perché la Lessinia è famosa in particolare per i vai. I vai sono dei canyon lunghi diversi chilometri, unici nel paesaggio prealpino italiano, non solamente regionale, e costituivano la singolarità del parco. Forse la componente delle associazioni venatorie è la più radicale, assieme alla componente ovviamente delle imprese edilizie e di costruzione delle strade, è la più intransigente nel voler reintrodurre la caccia nelle zone dei vai prima le più protette da questa attività. È incredibile perché è l'area più wilderness di tutta la Lessinia, praticamente non percorribile se non in alcuni passaggi, ma la presenza degli ormai tristemente famosi cinghiali anche lì ha fatto scattare questa richiesta, che è del tutto pretestuosa, perché si sa che i cinghiali possono essere abbattuti con regolari, eventualmente con regolari battute autorizzate dalle autorità, con cacciatori a loro volta autorizzati di compiere questa operazione.